Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete domani farà bel tempo in tutta Italia, quindi un venerdì davvero normale, ma invece nel corso del weekend ragazzi il quadro cambierà molto. In effetti l'Italia sarà divisa in due. Sabato più o meno diciamo incomincerà ad arrivare un forte maltempo diciamo al nord, quindi poi domenica insisterà molto molto di più, quindi l'Italia sarà praticamente divisa in due, quindi dalla Toscana in giù sarà bel tempo, dalla Toscana in su fortissimo diciamo maltempo, quindi Lombardia, Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, quindi come al solito l'Italia sarà spaccata come ho scritto io proprio in due, quindi al nord e sulla Toscana forte maltempo, nubifragi, quindi si prevede un po' di tutto. Mentre dalla Toscana in giù, ragazzi, bel tempo, Sicilia e Sardegna comprese, quindi sarà un weekend dalla doppia faccia, come dico io, quindi al sud come sempre qua condannati all'eterno sole caldo e al nord sempre martellati dalle piogge, quindi ancora quest'altro weekend sarà l'insegna del maltempo al nord e del bel tempo al sud, quindi come sempre ragazzi non cambia mai nulla, quindi la previsione per questo weekend sarà purtroppo questa qui, quindi non ci saranno santi ragazzi, quindi il prossimo weekend inizierà proprio male per il nord e bello per il sud, quindi massimo noi sabato e domenica andiamo a mare ragazzi, quindi tanto oggi è una bella giornata, domani lo stesso, dopodomani ancora, quindi se continua così domenica si può andare tranquillamente a mare qua. Quindi ragazzi, perlomeno è questa la previsione. Avevo detto che facevo questa previsione. In effetti avevo un dubbio sul fatto del maltempo al nord, invece poco fa sono andato a vedere il satellite e diciamo il maltempo arriverà però solo al nord, quindi Val d'Aosta, Trentino, Lombardia, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, solo il nord Italia ragazzi, quindi dalla Toscana in giù ragazzi, bellissimo tempo, Sicilia e Sardegna compresa. Ciao a tutti ragazzi e buon appetito.